Ma vogliamo invece cominciare dalla 18ª edizione del Forum Fitoiatrico, tutto nel servizio. Si è tenuto a Conegliano il 18° Forum Fitoiatrico Interregionale, un appuntamento consolidato promosso da Condifesa Treviso, Vicenza e Belluno in collaborazione con il settore fitosanitario della Regione del Veneto. Chiaro l'obiettivo dell'appuntamento: aggiornare tutti coloro che abitano e gravitano nell'ambito dell'agricoltura. In questo caso noi facciamo un foro fitoiatrico specifico per la viticoltura, dato che è anche l'indotto principale di questa area. E però nei 18 anni abbiamo visto proprio un susseguirsi, diciamo, di novità e purtroppo anche di tante revoche di prodotti. Questo è un po' quella che è la tendenza e quindi non facciamo altro che dire ok, quel prodotto non si potrà più utilizzare e ne abbiamo di nuovi che arrivano. A partecipare 12 società con la finalità di informare i presenti e collegati in streaming su quelle che sono le novità in termini di intervento nel vigneto. 18 anni fa si parlava solo di chimica. Oggi si parla di prodotti alternativi alla chimica, si parla di biostimolanti, si parla di corovolanti, si parla di induttori di resistenza e questo mi fa piacere. Sono tutti prodotti alternativi che in determinate condizioni climatiche sono in grado, di proteggerci da questi parassiti, da queste patologie che comunque nelle annate oggi più avverse loro trovano il suo habitat ideale. La sostenibilità ormai è la password che si usa dappertutto in qualsiasi occasione, quindi penso che quello che noi facciamo e quello che si propone non è di utilizzare i prodotti fitosanitari di sintesi a prescindere, assolutamente no, anzi è quello proprio di apportare quelle che sono le novità che cercano di dare dei prodotti che siano il più compatibili, ecocompatibili possibili. Informare, aggiornare e supportare gli agricoltori per la difesa delle attività agricole, questo è lo scopo di Condifesa, consorzio oggi radicato nel territorio che incontra un crescente favore degli addetti ai lavori. Noi stiamo lavorando con numeri importanti perché il consorzio TVB oggi rappresenta volumi assicurati oltre 700 milioni di euro. Sono numeri importanti, 600 soci nuovi l'anno scorso, dimostra il fatto che le aziende cercano comunque risposte chiare e il consorzio le sta dando.